Insomma, alla fine, dopo molta sofferenza, si è riusciti a raggiungere questa vittoria. Eh sì, è stata diciamo un po' sofferta, è un campionato molto difficile, per noi, cioè, la maggior parte dei giocatori che ci siamo è un po' nuovo, quindi a volte magari ci sono un po' di leggerezze che non bisogna commettere, tipo quella di oggi che poi ci ha portato un attimo a faticare un po' sul risultato finale. Ecco. Ecco, cosa pensi che sia mancato? Rispetto alle altre gare, siamo certo all'inizio, quindi non è che si possano fare diciamo, dei ragionamenti proprio definitivi, però forse nelle prime partite c'è stato uno slancio maggiore, oggi forse si è penato un po' di più. Ecco, che cosa è mancato secondo te? Mancato, siamo appena all'inizio, quindi mancato direi ben poco perché alla fine comunque abbiamo fatto 3 partite in una settimana, siamo alla terza partita di campionato, quindi magari ci sono state un po' di gambe pesanti anche se abbiamo un organico importante di tutti i 24-25 giocatori, quelli che siamo, che possono giocare tutti, però magari è stato anche quello che ci ha fatto un attimo rallentare, diciamo, però pian piano si vedrà alla lunga. Adesso non possiamo, secondo me, parlare di carenze. Ecco. Sei entrato nel secondo tempo, come nella partita precedente, hai dato il tuo contributo. Ehm, Ti ho visto lottare in qualche momento, insomma, con una certa determinazione, anche con la necessità di mettere in campo tutta la determinazione, anche un po' di agonismo in più rispetto, diciamo, a quello ordinario. Ecco, una partita dura. Sì, chi entra nel secondo tempo in partita in corso cerca sempre di dare quello che tra virgolette sta mancando in quel momento. In quel momento c'era bisogno di fare la guerra, c'era bisogno di determinazione, di tenere la squadra alta per comunque raggiungere il nostro obiettivo di una fila importante di vittorie per proseguire sul nostro cammino. Ecco. Quindi, Adesso una domanda strettamente personale, e poi chiudiamo con l'intervista. Sei rimasto a Nuoro quando sembrava che la tua esperienza qui, appunto, con la maglia verde e azzurra fosse conclusa dopo la parentesi, dopo i due campionati in Serie D. Ecco, contento? Qual è, diciamo, lo spirito con cui affronti questa stagione? sono contento di essere rimasto a Nuoro perché per me è una sorta di rivalsa, una sorta di rivincita, di sfida, chiamiamolo così, perché l'anno scorso non l'ho vissuta benissimo, parlo io personalmente per la retrocessione, per un po' di tutto quello che si era creato. Quindi per me è una voglia, una determinazione in più per portare di nuovo la Nuorese, se si può fare, dove merita. Ecco. Sei fiducioso in questo senso? Fiducioso, noi dobbiamo far parlare il campo, il campo per adesso ci sta dando ragione, bisogna accelerare ancora di più, bisogna andare comunque dare il nostro contributo domenica dopo domenica, senza pensare che una partita con l'ultima di campionato sia quella più facile. Quello è sbagliato perché l'ultima è sempre quella più difficile, quindi dobbiamo continuare con questa continuità, con questa voglia, con questo spirito ed andare avanti e poi alla fine tireremo le somme e vediamo cosa possiamo fare. Grazie Salvatore.